Maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia, coinvolte 19 aziende subappaltatrici e Fincantieri, un arresto e 34 indagati, i lavoratori venivano sfruttati e ricattati. Commozione a Castelfranco per i funerali della 18enne morta la notte di Halloween a Musile, l'abbraccio tra il padre della ragazza e Franco Antonello, il parroco, troppi giudizi in questi giorni e l'ora del silenzio. Sarà il genovese Vincenzo Novari il manager chiamato a guidare il comitato dei giochi di Cortina Milano 2026. L'annuncio al termine del vertice a Roma. Zaia, siamo già operativi per le prossime mosse. La manovra del governo bocciata dagli industriali trevigiani e padovani che la definiscono disastrosa. Intanto la deputata veneta della Lega Lazzarini attacca spariti 400 milioni stanziati dal precedente governo per i piccoli comuni. Un gruppo di malviventi prende d'assalto a colpi d'ascia 2 casse del casello autostradale dell'A31 Valdastico Sud, caccia ai banditi. Ho sparato per difendermi, il rapinatore era armato. Le parole del vice sindaco di Solesino e agente della polizia locale che ieri pomeriggio ha sparato 5 colpi di pistola in aria per bloccare uno scippatore. Nuova predazione dei lupi a Belluno, sbranate alcune pecore a pochi passi dal centro cittadino, situazione insostenibile per gran parte degli allevatori ma anche dei cittadini. A Zenson di Piave, nel Trevigiano, il restauro della facciata di un palazzo fa riemergere alcune effigi di Benito Mussolini. I proprietari non le togliamo, sono immagini storiche. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Lo avete sentito in primo piano, la maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia che vede coinvolte 19 aziende subappaltatrici a Fincantieri, 34 gli indagati, una persona arrestata e perquisizioni in tutta Italia. I lavoratori venivano sfruttati e ricattati. Di sfruttamento dei lavoratori e corruzione tra privati. Fincantieri nel mirino delle fiamme gialle. È di un arresto, 34 indagati e 80 perquisizioni, l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia coordinata dalla Procura Lagunare che ha portato alla scoperta di 19 aziende del settore cantieristico navale, subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri SPA. Coinvolti 12 dirigenti e funzionari della stessa società. La busta paga rilasciata a questi dipendenti era formalmente regolare e rispondente alle condizioni del contratto collettivo nazionale. Di fatto gli importi erogati erano molto più bassi, sono stati riscontrati dei casi anche di pagamento di 4 euro l'ora e le buste paga venivano in qualche maniera falsificate inserendo un numero di ore inferiore a quello realmente svolte oppure indicando dei costi in realtà non esistenti. Se i dipendenti non intendevano accettare, venivano in qualche maniera minacciati di perdere il lavoro ovvero di non rinnovare i documenti necessari per il permesso di soggiorno. Ora che cosa ne sarà di questi dipendenti? Questi dipendenti sono tuttora in regola, molti hanno anche collaborato alle indagini. Una delle imprese coinvolte si trova nel Trevigiano, l'altra nel Vicentino. Tra i dirigenti uno risiede nel Padovano, l'altro nel Veronese, il resto nel Veneziano. Le perquisizioni sono state eseguite in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. Anche per accertare alcuni casi di dazioni di denaro e altre utilità che queste imprese avevano erogato a alcuni dirigenti di Fincantieri per ottenere dilazioni di tempo per il completamento di questi lavori e per essere iscritti nell'albo dei fornitori di Fincantieri. Agli arresti domiciliari un bengalese, eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. Immediata la replica di Fincantieri che in una nota rivendica la propria estraneità ai fatti. Il gruppo, si legge, sta assicurando piena collaborazione agli inquirenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti. Laddove le accuse venissero confermate, si legge ancora, la società ha annunciato che adotterà immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili di condotte illecite, lesive dell'immagine della società. Andiamo a Castelfranco dove oggi è stato il giorno del dolore per l'addio a Giulia Zandarin, la 19enne morta nella notte di Halloween a Musile di Piave. In centinaia hanno voluto salutarla. È il momento di abbracciarci in silenzio, ha detto il parroco.
È un abbraccio lungo e lacerante a segnare l'ultimo addio a Giulia Zandarin. È l'abbraccio tra due padri, Alessandro, papà di Giulia, e Franco Antonello, papà di Alberto, il fidanzato di Giulia, che venerdì notte era alla guida della Mercedes della morte, uscita di strada a Musile di Piave. Sullo sguardo di uno c'è l'assenza incolmabile dell'unica figlia, sul viso dell'altro la costernazione per un figlio che subito dopo essere uscito dal coma farmacologico si è reso conto di quello che è successo e che ora si trova indagato per omicidio stradale. Alessandro e Franco sono amici di una vita e lo sono rimasti anche nel giorno più triste. Affranta la madre di Giulia, Renata, rannicchiata vicino alla bara bianca, sorretta dai familiari del Brasile e dalla comunità evangelica. E sulla potenza di un silenzioso abbraccio si è soffermato Don Franco, il parroco di San Floriano, dove Giulia per qualche tempo ha vissuto proprio con la mamma. Io penso che in questo momento le parole più belle sono quelle di un abbraccio, di un silenzio che abbraccia. Abbiamo bisogno di essere abbracciati in questo momento, perché non capiamo. Una tragedia incomprensibile, attorno alla quale, soprattutto attraverso i social, si sono spese troppe parole. Ci sono quelle persone che sanno tutto. Mi sembra anche in questi giorni un grande marasma. Che sanno tutto, che devono definire tutto, che hanno le risposte per tutto. Non è importante che risposte siano, se sono risposte che ledono la dignità, la sensibilità, non ha importanza. È importanza farsi vedere, è importanza dire che anch'io ci sono, è importanza dire che anch'io ho il diritto di dire. E forse prima di dire non si pensa. E forse prima di dire non si ama. Ciò che cambia il mondo non sono le cose. Ciò che cambia il mondo è un abbraccio d'amore. La stella polare la stella sicura tu. Ed erano davvero tanti i giovani che fin dalle prime ore del mattino hanno abbracciato il feretro di Giulia. Il ricordo delle amiche ha commosso il Duomo. Fare sempre parte di noi. Grazie di averci lasciato un ricordo fantastico di te e di quelle serate passate a ridere e scherzare. Oggi ci stringiamo tutti attorno a te, attorno alla persona che ci ha fatto crescere, che se non fosse stato per lei determinate scelte non avremmo mai avuto il coraggio di farle. Ci stringiamo attorno alla persona che non aveva paura di nulla, che amava la vita, anche se fosse stata ingiusta con lei. Poche parole ma che arrivano dritte al cuore sono quelle pronunciate dalle amiche di una vita, quelle delle piccole grandi confidenze, quelle della condivisione. Vittoria, Gloria, Elisa, Elena, ognuna ha portato un suo frammento. I nostri aperitivi che duravano ore e te che ogni volta mangiavi anche la mia oliva. Le nostre ricreazioni in scuola e il tuo fischio per poi trovarci in bagno. Le litigate mai acuti perché scoppiavamo in una risata. I rumori dei tuoi tacchi per casa mia. La tua fragilità nascosta. La tua voglia di conoscere il mondo. Il tuo sogno andato in frantumi. Ti saluto, scricciolo, piccolo angelo. Tua Elena. Sequenze di una vita breve, fotogrammi di allegria e vitalità. Giulia, ricordano tutte, era una persona luminosa. Come illumini me, illumini anche tutte le persone che ti stanno pensando e che ti sono state accanto. Le illumini con la stessa intensità con la quale brillavano i tuoi occhi e quel tuo sorriso sgargiante che ti svoltava la giornata. Una luce che adesso si è spenta ma che resta nella mente e nel cuore. Tanti messaggi di condoglianze alla famiglia. Anche il sindaco Stefano Marcon ha voluto esserci e dire che la comunità di Castelfranco c'è, che piange Giulia e spera in una pronta guarigione per Alberto. Voltiamo
Voltiamo pagina. Un gruppo di malviventi ha preso d'assalto a colpi d'ascia la scorsa notte 2 casse del casello autostradale di Piacenza d'Adige sull'autostrada A31 Valdastico Sud. Il fatto è accaduto intorno alle 22, il bottino è ancora da valutare. Sul fatto sta indagando la polizia stradale di Legnago, che ha cominciato la caccia ai banditi. A quanto si apprende, i ladri, che hanno agito con il volto coperto per non farsi riconoscere dalle telecamere di sorveglianza, sarebbero fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Il casello è stato pesantemente danneggiato, tanto che è stato necessario chiuderlo per le riparazioni. Ho sparato per difendermi, il rapinatore era armato. Orfeo D'Argenio, vice sindaco di Solesino e agente della polizia locale, ricostruisce ai nostri microfoni la sparatoria alla stazione di Monselice di cui è stato protagonista. Il ladro, che aveva appena scippato un'anziana, è stato bloccato dai carabinieri e denunciato. Mi sono trovato di fronte a una persona che ha estratto una pistola. E in quel momento mi sono detto, qua chi prima agisce porta a casa la pelle, e istintivamente ho avuto la prontezza di sparare in aria per cercare prima di intimorirlo, però tengo a precisare che i colpi non li ho sparati in mezzo alle persone, eravamo nel parcheggio che non c'era praticamente nessuno. Ha sparato in aria per difendersi e per spaventare il rapinatore, lo rifarebbe ancora se necessario. Orfeo D'Argenio ricostruisce i minuti concitati. 18:30 circa, martedì sera, stazione di Monselice. Il vice sindaco di Solesino, agente di polizia locale in servizio nel comune della Rocca, è di pattuglia insieme ad un collega quando viene fermato da un passante che gli indica un rapinatore in fuga. È un giovane che ha appena scippato un'anziana. Il soggetto nella fuga brandeva la pistola, cioè non è che per cui è una situazione abbastanza cruda sia per Monselice ma anche per un'esperienza che posso dire che non mi era mai successo, ecco, nella mia carriera. Prima spara 2 colpi in aria, ma il ladro non si ferma. Per cercare di fermarlo, per bloccarlo, ho sparato altri 2 o 3 colpi. In totale 5 i colpi sparati, secondo quanto ricostruito da D'Argenio. Il ladro intanto riesce a scappare tra i binari, evitando per un pelo un treno in arrivo, tra lo stupore e lo shock dei viaggiatori. Lo bloccano i carabinieri qualche minuto più tardi, ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. È un marocchino di 21 anni già noto in zona, al momento è solo denunciato. L'anziana rapinata invece è ferita ed è stata medicata al pronto soccorso di Schiavonia. E dico da ieri sera che a questo punto la mia idea, quello che è successo, è meglio un brutto processo che un bel funerale. Orfeo D'Argenio, come vice sindaco di Solesino, quest'estate aveva proposto e fatto votare in consiglio comunale un potenziamento delle dotazioni degli agenti di polizia locale, con giubbotti antiproiettile e pistole semiautomatiche, molto simili nell'aspetto a delle mitragliette. Una dotazione che, dice, è necessaria in situazioni di pericolo, come quella vissuta nel parcheggio della stazione dei treni di Monselice. Mi auguro adesso che con quello che è successo anche Monselice, diciamo, abbia un occhio di riguardo sulla sicurezza degli operatori. Vincenzo Novari è il CEO di Milano Cortina 2026. Il nome dell'amministratore delegato del Comitato dei Giochi Invernali è stato annunciato dal Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione che si è svolta a Roma, alla quale era presente tra gli altri il governatore Luca Zaia. Siamo tutti d'accordo nel designare il nome di Novari, ha detto il ministro, crediamo che abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro. Gli altri nomi in lizza erano quelli di Alberto Baldan e Tom Mogridge. Alla fine la spuntata Novari, genovese, 60 anni, laureato in economia aziendale all'Università di Genova, è stato amministratore delegato di Tra Italia dal 2001 al 2016 fino alla fusione con Wind. Il presidente del CONI Malagò ha aggiunto: le prossime mosse andare entro fine mese ad istituire il comitato, quindi assolvere a tutti gli atti formali. L'obiettivo, se ci si riesce, è quello di creare contemporaneamente le 2 entità giuridiche del comitato organizzatore dell'Agenzia degli Impianti. Alla fine del vertice è intervenuto anche il governatore Zaia, sentiamolo. Una settimana ci sarà già un tavolo tecnico per definire la priorità delle opere da realizzare. Direi che siamo operativi, lo abbiamo dimostrato oggi con queste 2 riunioni. Da un lato con il ministro De Micheli per l'infrastruttura e qui con la nomina del dottor Novari, che ancora una volta esce con un'unanimità da parte del gruppo di lavoro.
L'economia con la bocciatura senza appello nei confronti della manovra finanziaria da parte degli industriali trevigiani e padovani che ieri si sono ritrovati a Treviso per parlare della rivoluzione digitale con Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Pirelli. Non si poteva far di peggio, soprattutto perché si crea un clima anti-impresa che è da tanto che non vedevamo, ci sentiamo molto soli in questo momento. La manovra finanziaria non aiuta le imprese, di più peggiora solo le condizioni del ceto medio. La numero uno degli industriali trevigiani e padovani lo ha detto chiaro e tondo a margine dell'incontro dedicato alla trasformazione digitale a Treviso, che ha visto la partecipazione di decine di imprese da tutto il nord-est. Hanno fatto un disastro praticamente su tutto, perciò non darei un ordine di priorità, semplicemente vanno a colpire un ceto medio con il tema della tassa sull'auto, vanno a colpire aziende che di fatto hanno investito, hanno lavorato con la plastic tax, senza permettere poi che ci sia effettivamente un percorso, perché il dramma di questa manovra è che non si vede una visione, un percorso, ma bensì sono tutte delle azioni che vengono fatte nell'immediato e dove di fatto non si vede un filo conduttore vero e proprio. Nel mirino soprattutto la cosiddetta plastic tax, la tassa sulla plastica che andrebbe a colpire l'intera filiera, soprattutto gli imballaggi. Solo nel Veneto si trova l'11% della produzione nazionale, 1400 aziende, ma la bocciatura è su tutto. Dov'è la visione? Dov'è la politica industriale? Dov'è che stiamo andando? Ma ci paragoniamo con i grandi paesi o ci paragoniamo con chi? Non vediamo sostegno, ma più che sostegno economico noi non vediamo sostegno all'impresa. Questo è il punto. A dar manforte anche l'ospite del convegno, Marco Tronchetti Provera, oggi vicepresidente esecutivo di Pirelli. Con questa manovra è molto difficile vedere da dove si possa valutare un impatto positivo sulla crescita. È molto difficile fra forze che hanno fra di loro grosse differenze trovare un punto di equilibrio. Quello che stiamo osservando è un tema politico. In casa Confindustria intanto è in corso il dialogo con l'Associazione di Venezia. L'obiettivo della maxi fusione resta una priorità, nonostante la strada non sia affatto in discesa. Ci sono difficoltà, Venezia è un po' diversa, eccetera, ma queste diversità sono delle difficoltà o sono delle opportunità? Secondo me sono delle grandi opportunità. E polemiche sulla manovra da Roma anche da parte della deputata della Lega Arianna Lazzarini. I 400 milioni stanziati nella scorsa legge di bilancio grazie a Matteo Salvini per dare la possibilità ai comuni sotto i 20.000 abitanti di rimettere a posto strade, scuole, sbloccare cantieri e aprirne di nuovi sono già scomparsi nella manovra 2020, spiega Lazzarini, che continua: se è questa la rivoluzione annunciata da sottosegretario Variati, che prevedeva fondi ad hoc per i piccoli comuni senza particolari vincoli, non c'è da essere molto ottimisti. Ci auguriamo, conclude la Lazzarini, che il governo delle tasse metta giù le mani almeno dai 500 milioni previsti dal decreto crescita. Presenterà un emendamento per garantire che scelte disastrose dettate solo per far cassa finiscano per penalizzare gli enti locali. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Nella notte un branco di lupi ha attaccato a pochi passi dal centro di Belluno, sbranate 2 pecore. L'allevatore la situazione dice è insostenibile. Noi ci siamo abbassati sempre di più e questa ancora un po' arriva in piazza Belluno, perché là ormai siamo a 150 metri dal Ponte della Vittoria. Il recinto che si trova alla nostra sinistra è il luogo dove è avvenuta la predazione questa notte, 2 pecore di proprietà di Aldino Bianchet, che è esasperato. L'eccezionalità dell'evento è data dal fatto che, come potete vedere, il campanile del Duomo di Belluno è proprio alle nostre spalle e siamo a nemmeno 100 metri dalla rotonda che si imbocca per salire alla frazione di Cassion. Praticamente siamo in centro città. L'episodio è accaduto a ridosso della strada che di sera è frequentato dai ragazzi che a piedi raggiungono il centro città. Con le pecore sbranate stanotte, i capi predati di proprietà di Aldino Bianchette e del figlio Moreno sono 23, 8 gli assalti subiti. Più noi ci proteggiamo e più ci spostiamo, più loro comunque un po' alla volta arrivano. Il problema non è colpa del lupo, perché il lupo fa la sua parte, è che non doveva arrivare, perché non dovevano lasciarlo
riprodurre e svilupparsi così rapidamente sul territorio. Noi abbandoneremo tutto perché così non lo possiamo fare. È necessario riportare il fenomeno all'interno di un quadro scientifico per poterlo gestire nella maniera migliore possibile, dice il consigliere provinciale delegato Franco De Bon, che annuncia la collaborazione di Palazzo Piloni con la Regione Veneto per un'operazione di cattura e radiocollaratura di uno degli esemplari di lupo presenti lungo la dorsale del Visentin. Domani sarò a Roma col Diretti per chiedere perché si faccia una riflessione e si prenda spunto da quelle che sono le norme europee per applicare anche in Italia il piano di gestione nazionale del lupo. Avviso di chiusura indagini per 2 ex attivisti pentastellati querelati per diffamazione dal ministro Federico D'Inca. I fatti risalgono al periodo della campagna elettorale 2018, quando ancora la nomina a rappresentante del governo non era neppure nell'aria per il deputato bellunese. I 2 ex attivisti sono stati chiamati in causa per aver scritto su Facebook almeno una decina di post contenenti frasi ritenute offensive e diffamatorie, minacciose e lesive del suo onore e reputazione. Uno dei 2 ex attivisti pentastellati è difeso dall'avvocato Francesco Rasera a Berna, che ritiene che quei post rientrino nell'esercizio della critica politica. Finisce in un'interrogazione parlamentare della deputata del PD Chiara Braga la vicenda delle effigi di Benito Mussolini riapparse sulla facciata di un palazzo privato di Zenzon di Piave nel Trevigiano. Da poco restaurato. La deputata chiede l'intervento del Ministro dell'Interno per valutare l'operato dell'amministrazione comunale in merito. Intanto i proprietari dell'edificio sono chiari, non si tolgono, dicono. I palazzi vanno restaurati e tenuti su perché questa è la storia dell'Italia. Che sia parte della storia d'Italia non c'è dubbio, meno scontato vederlo campeggiare su una piazza nel 2019. Dal recente restauro di un palazzo storico a Zenzon, a 2 passi dal municipio, spuntano 2 vistose effigi del duce Benito Mussolini. La foto, complice le notizie nazionali sui cogli razzisti contro Balotelli, l'anniversario della marcia su Roma e la controversa commissione Segre, rimbalza e rotola fino a diventare ingombrante nel piccolo paese in riva al Piave. A me non interessa niente della gente perché nessuno ci dà i soldi per restaurare, per pulire, per sistemare e perché sia decoroso in piazza, perché noi vogliamo che la nostra casa sia decorosa e pulita. Il volto stilizzato, impresso sull'intonaco del palazzo, risale al periodo del Ventennio, quando motti e immagini inneggianti al duce erano comuni. La storia poi ha sancito la fine del fascismo e lo scorrere del tempo ha cancellato quei segni sui muri, ma un primo restauro, 20 anni fa, li ha riportati alla luce, lasciandoli appena percettibili in basso contrasto, al punto da passare quasi inosservati. No, io non è che mai vista ai 40 anni che sono qua, è la prima volta che ne sento parlare qui in farmacia. Una cosa che abbiamo visto io è da quando sono nata. L'ultimo restauro, qualche mese fa, ha invece reso più evidente l'effigie del duce, come si può notare dal confronto delle immagini di oggi con quelle dell'estate scorsa, fatte nei giorni della tromba d'aria che sconvolse Zenzon, dove non si nota nulla. Scrupoloso rispetto della storia o velata nostalgia del fascismo? I proprietari non hanno dubbi. Ma il fascismo per me non esiste più. Chiaro anche il sindaco Daniele Dalanese. Il restauro rispetta il regolamento comunale e trattandosi di un edificio privato il comune non può fare niente. Tra i paesani la questione non desta grande interesse. Se loro hanno deciso non so io. Una bolla di sapone. È indifferente per me, quindi quello che c'è stato è stato. È il libro per bambini in tenera età che parla di cambio di sesso. Si trova nella biblioteca comunale del comune di Spinea, libro che sta creando molto scompiglio. È il libro Gender della discordia, si trova nella biblioteca comunale di Spinea e sta facendo scoppiare un vero e proprio caso politico. Il libro incriminato è proprio questo. L'importante è che siamo amici. La storia di 2 amici, un bimbo, Errol, e del suo orsacchiotto Thomas. Orsacchiotto che però un giorno decide di confidare ad Errol la sua vera identità. Dice: io non voglio più chiamarmi Thomas ma Tilly. E da qui nasce una nuova amicizia all'insegna della riscoperta di se stessi. Ora, se è vero che da una parte il libro veicola un messaggio decisamente importante, è altrettanto vero capire se in esso si celi, nemmeno tanto velatamente, una sorta di indottrinamento dei bimbi alla filosofia gender.
E qui sta il punto: cosa possono capirne al riguardo i pulcini, ad esempio, di 5-6 anni? Dubbio di cui si è fatto portavoce il giovane consigliere leghista di maggioranza Marco Boldini, che, parlando addirittura di insidia, ha chiesto al primo cittadino di rimuovere il libro in questione dalla biblioteca di Via Roma. E di questo, con una mozione, si discuterà in municipio lunedì prossimo, 11 novembre, in Consiglio Comunale, con le opposizioni che gridano allo scandalo. Insorge anche il Coordinamento Veneto 2020, con i consiglieri regionali che parlano di oscurantismo storico riconducibile soltanto ai nazisti. Chiara al riguardo la posizione del sindaco. Approfondire se il tema per un bambino di 5 anni deve essere lecito, senza avere una tutela all'infanzia, esporlo nudo e crudo così, o è più giusto dare gli approfondimenti più tecnici con la maturazione del soggetto e magari le famiglie e tutta la società si impegnino seriamente a tutelare l'infanzia e a tutelare il diritto consapevole del rispetto alla persona. Io mi concentrerei su questo. Nicola Finco, capogruppo della Lega in Regione Veneto, e Simone Scarabella, consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione Veneto, saranno gli ospiti di questa sera di 20 e 10. Con il Veneto ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi un nuovo impulso atlantico porterà ancora maltempo sul finire della giornata di giovedì 7 novembre. Vediamo la situazione dunque nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto con nebbie e nubi basse sulle zone di pianura. Non mancherà anche qualche spazio soleggiato nel pomeriggio, ma in serata e soprattutto durante la notte tra giovedì e venerdì peggiorerà con piogge localmente anche forti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con maggiore presenza di sole in giornata. In nottata anche qui però arriveranno le prime precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, qualche foschia o nebbia sui settori meridionali, sarà più soleggiato altrove. Anche qui peggiorerà durante la notte. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi intorno agli 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.